Eccoci qua, miei cari amici, nuovo oroscopo della nuova settimana. A proposito, volevo farvi i miei più sinceri auguroni per quanto riguarda questa settimana, che è la settimana delle festività natalizie, ok? Quindi buone feste a tutti, voletevi bene, godetevi questo che diciamo ci passa lo Stato italiano, sperando che ci faccia fare un buon Natale con non troppe restrizioni, quindi me lo auguro con tutto il cuore. Quindi buone festività e soprattutto buon Natale a tutti quanti voi, miei cari amici, che mi seguite in tanti. E dicevo, questo è l'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 di dicembre. Ok? Diciamo che in sintesi, il toro, le feste andranno più che bene con la vostra dolce metà e con i vostri familiari. Il cancro questa settimana andrà veramente molto bene sul fronte emozionale. Il Sagittario, tranquillo, sarà l'aspetto professionale e potrete impegnarvi nei compiti e nei progetti di lavoro. Il Capricorno, nonostante in qualche giornata l'umore sarà basso e decisamente nervoso. Per l'amore, per l'amore sarà una settimana buona. Ecco le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 20 al 26 di dicembre, segno per segno. Però prima di passare alla lettura dello zodiaco segno per segno, volevo ricordare a tutti quanti voi che il sottoscritto opera in questo settore dal 1979. Mi occupo di ricerche esoteriche e particolarmente mi occupo di legamenti e ritorni d'amore. Ciò vuol dire che se qualcuno di voi ha avuto dei seri problemi, magari che è stato lasciato dal proprio uomo, dalla propria donna, e vorrebbe farlo ritornare da sé più innamorato di prima, io posso darvi questa soddisfazione, perché sono in possesso di rituali antichi fatto diciamo, con lunghe ricerche, ho riuscito ad ottenere questi rituali antichi. Ecco il mio successo, metto a disposizione questi rituali per tutti quelli che hanno bisogno. I miei numeri di telefono li trovate nello scroll qui sotto a questo video. Ok? E andiamo con la lettura dell'oroscopo che va dal 20 al 26 dicembre, segno per segno, iniziando dal segno dell'Ariete. Ariete, amore. Questa settimana di festa potrebbe essere decisamente buona per chi è impegnato sentimentalmente. Tutto filerà liscio col vostro partner, così come anche con i vostri familiari. L'aria sarà abbastanza serena in queste giornate di Natale. Chi potrà ricevere buone nuove saranno i single, che potrebbero fare degli incontri interessanti, soprattutto intorno all'inizio della settimana. Il segno del Toro, amore. Le feste andranno più che bene con la vostra dolce metà e con i vostri familiari. Non sempre però avrete dei giorni favolosi in amore ed infatti Venere entrerà in opposizione. Questo significa che ci sarà anche un periodo della settimana in cui potrebbero esserci delle tensioni e affrontare delle situazioni non sarà molto semplice.
persino i single potrebbero sentirsi un po' agitati e nervosi. Il segno dei gemelli. Amore. Per i sentimenti questa settimana di fine dicembre non sarà proprio il massimo e potrebbe esserci anche alcuni momenti no. Tutto sommato sarà un periodo tranquillo da passare seduti intorno all'albero di Natale con i propri affetti. Qualcosa in più potrete aspettarvela durante il weekend perché le stelle potrebbero portarvi a qualche sorpresa un po' più interessante e molto piacevole. Il segno del cancro, amore. Questa settimana andrà veramente molto bene sul fronte emozionale. Potrete godervi le vacanze natalizie con una Venere in buona posizione che vi aiuterà nei sentimenti e alti complicità di coppia. Con il partner saranno giorni piacevoli e ricchi di emozioni, se però avete il cuore libero da impegni amorosi potreste essere fortunati e vivere bene una nuova conoscenza. La Vigilia potrebbe essere il giorno migliore per voi. Occhio. Il segno del leone, amore. Se ultimamente avete dei problemi con il partner o con una persona molto vicina a voi, questa settimana potrebbe essere fondamentalmente molto piacevole. Sarà l'aria natalizia e la posizione delle stelle a portare un po' di tregua. In questi giorni, infatti, lascerete un po' da parte tutti i problemi di coppia per godervi la settimana con una maggior serenità e stabilità. Un momento che si può definire tranquillo pure per chi è single. Il segno della Vergine, amore. In questa settimana di Natale tutto andrà molto bene per voi e per la persona che vi sta accanto. Questo è a prescindere dal fatto che abbiate una relazione d'amore oppure no. Fatto sta che sarà un buon periodo per i sentimenti, grazie pure a una buona posizione di Venere. Pure per qualche cuore solitario potrebbe rivelarsi una bella settimana di festa e chissà che non arrivino delle sorprese inaspettatamente. Il segno della bilancia, amore. In generale questa settimana del mese sarà piuttosto buona e tranquilla. Bisognerà comunque fare attenzione ad alcune giornate per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti. Il giorno un po' più complicato potrebbe essere quello legato alla vigilia di Natale. A parte questo però riuscirete ad avere un periodo niente che male. E lo stesso varrà per i cuori solitari, ancora in attesa di una persona importante da avere accanto. Il segno dello Scorpione, amore. Non sempre ci sarà una bella luna in questi giorni e questo vale a dire che in alcuni momenti il vostro umore sarà basso. In linea generale sarà una settimana buona per le relazioni, i rapporti e i sentimenti grazie alla posizione favorevole del pianeta dell'amore. Questa congiunzione aiuterà a vivere un bel periodo di serenità e di festa, discorso che si può condividere pure per i single. Il segno del Sagittario, amore. Questa settimana di Natale sarà veramente meravigliosa per i sentimenti e potrete godervela al massimo con il vostro partner. Una conoscenza, amici e parenti.
D'altronde le feste vi sono sempre piaciute e le stelle non vi deluderanno in questo periodo. Vivrete questa settimana e magari lasciate da parte qualche pensiero di troppo. Il segno del Capricorno, amore. Nonostante in qualche giornata l'umore sarà basso e decisamente nervoso, per l'amore sarà una settimana buona. Venere infatti vi dovrebbe assicurare dei buoni giorni e tanta felicità. A parte proprio quelli diciamo, di festa, probabilmente andranno e saranno i migliori. Il pianeta dell'amore in congiunzione vi permetterà una complicità con i vostri affetti che riusciranno a tirarvi su con il morale. Incontri in vista per i single o per chi si è separato. Il segno dell'Acquario, amore. Occhio ad alcuni giorni di questo mese perché a volte sarete un po' agitati e nervosi. Non è detto che siate in tensione con qualcuno, anche perché alla fine dei conti riuscirete ad avere una settimana serena al fianco di chi vi ama veramente. Tutto ok anche per chi ha il cuore libero da impegni sentimentali. E infine il segno dei pesci, amore. La nuova settimana di dicembre sarà una delle migliori in assoluto e queste feste potrebbero essere davvero magiche per voi. Tutto perfetto per le coppie impegnate e qualche sorpresa è prevista per i single. I sentimenti dovrebbero essere davvero alti e non mancheranno dei momenti di grande passione. Bene, miei cari amici e mie care amiche, era così l'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 dicembre, cioè la settimana di Natale. Bene, allora, detto questo, io vi ringrazio per la vostra squisitezza d'ascolto e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana. Intanto vi auguro un buon Natale di cuore, veramente di cuore, buon Natale a tutti e come dico io, che le stelle siano con voi. Sigla.